La pallavolo a Massanzago è un punto di riferimento per i giovani del paese, tanto che qualcuno si è avvicinato a questo sport senza un motivo preciso. È perché non sapevo cosa fare, allora ho scelto uno sport così, solo che dopo mi piaceva molto e mi diverto molto. Segno che la società è uno dei primi approdi per chi vuole praticare sport. Numerosissimo è anche il movimento femminile. Nel settore femminile abbiamo tutte le squadre che coprono tutte le categorie. Partiamo dall'Under 12 e arriviamo fino alla seconda divisione, che è la categoria più alta che abbiamo dopo la promozione dello scorso anno. Il lavoro con le atlete del giovanile va anche oltre l'aspetto puramente tecnico. È un settore molto florido, ricco di atlete. C'è molto lavoro da fare, nel senso che c'è soprattutto un lavoro dal punto di vista di educazione sulle atlete e sulle famiglie, su come stare in campo, su come comportarsi in palestra. Però ci stiamo lavorando dal punto di vista dei risultati, sia appunto sportivi che anche comportamentali, abbiamo ottenuto riscontri positivi. Parliamo ora di obiettivi minimi delle squadre del giovanile ed in particolare capiamo dove può arrivare la seconda divisione femminile. L'obiettivo minimo di un po' tutte le squadre quando si sale di categoria è quella ovviamente della permanenza nella categoria stessa. Certo, tutto quello che è di più, la zona alta della classifica e quindi anche la promozione è decisamente l'obiettivo principale da raggiungere. Numeri che crescono quelli in rosa, ma i maschi non stanno certo a guardare, capeggiati dalla prima squadra che milita in Serie C. È più conosciuto magari perché ha la Serie C come squadra maggiore e quest'anno abbiamo anche tra l'altro la prima divisione che l'anno scorso è passata da seconda in prima e siamo primi, e quindi lì c'è la possibilità di passare in Serie D, dopo ci saranno dei problemi perché D e C insieme non si possono gestire. Però abbiamo dei buoni risultati e comunque vorremmo riuscire ad arrivare anche con il femminile a questi risultati che non tutte le società riescono a fare queste cose perché o fanno il maschile o fanno il femminile, quindi è un traguardo che vorremmo tentare di arrivare. La Serie C appunto dà lustro alla società e serve da stimolo per tutto il settore giovanile. Io ritengo che la prima squadra debba necessariamente essere la squadra più importante, quella che dà un po' la linea guida per il settore giovanile. È anche vero che la società ha bisogno di crescere un po' alla volta e quindi non è sempre facile partire e conciliare il settore giovanile e prima squadra subito così al primo anno. Ci vuole un po' di tempo e si spera che questo venga da solo. Parliamo ora dei piccoli atleti che crescono a Massanzago e partecipano al campionato di Under 13. L'Under 13 è il primo anno che è stata formata, diciamo la maggior parte vengono dal mini volley, quindi non hanno ancora una grande esperienza sul campo grande e con pallone più duro, diciamo. A parte 2 o 3 che sono più grandi, che sono quasi sempre titolari, gli altri comunque è un anno di esperienza. Abbiamo deciso di fare questo campionato appunto per fargli fare tanta esperienza ai giovani, soprattutto per crescerli in maniera propositiva, che vedano comunque cosa vuol dire veramente giocare a pallavolo. E la pallavolo Massanzago non si ferma qui, il mini volley va alla grande, vanta numeri davvero invidiabili. È un risultato che abbiamo acquisito in palestra, non sul campo, in palestra. I ragazzini mantengono un buon numero, un alto numero di adesioni. Abbiamo visto anche quest'anno una 60ina di ragazzini che bazzicano nelle 2 palestre. Siamo soddisfatti del lavoro che sta facendo la nostra allenatrice, la Silvia, con i suoi aiutanti, insomma.